a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati alla rubrica Sfogliando gli album. Siamo alla terza puntata, so che le prime due sono piaciute molto e spero che continuino a piacervi. Io vi ho già detto, insomma, come sto pensando di muovervi, vi ho portato il primo album in assoluto della Panini, ve ne ho portato un altro che era due campionati dopo, il primo con la Serie B, e vi porto adesso questo della stagione 67-68, che è veramente molto particolare perché ha una curiosità che poi è stata riprodotta successivamente, che adesso vi vado a spiegare. Quindi questa è la terza puntata, ci sono tante introduzioni nuove, poi ve ne porterò alcuni degli anni 70, poi come vi ho detto già nelle puntate scorse, nelle puntate precedenti, diciamo che dagli anni 80 ve li farò vedere tutti, soprattutto quelli da fine anni 80 in poi, perché sono quelli che ho fatto anch'io e quindi mi ci so destreggiare anche un pochino meglio. Questi qui ovviamente negli anni 60 non c'ero e quindi devo studiarmeli un po' prima. Intanto apriamolo e vediamo che inizia ad essere costruito, se possiamo dire così, in modo un po' più dettagliato, dopo che la Panini ha capito che era diventato ormai un rito quello di fare l'album tra i bambini e tra i ragazzi. Inizia a dedicare davvero tanta cura e tanta attenzione alla composizione dell'album dei calciatori. Qui abbiamo il sommario, dove ci sono le pagine con tutto ciò che è contenuto all'interno dell'album. Ci sono, come al solito, le varie i vari dettagli, come si completa la raccolta qui nel retro della copertina, e poi c'è l'introduzione qui del calendario. Avevamo visto che nei primi non c'era il calendario della Serie A, qui c'è il calendario delle partite con ovviamente le date e i risultati fino alla giornata in cui poi l'album è andato in stampa, e questa poi è diventata una caratteristica comune, ormai fissa, dell'album. Anche la pagina con la prima è sempre l'Atalanta, ovviamente nella maggior parte dei casi, a parte quando c'era l'Ascoli o l'Ancona, la prima squadra è sempre l'Atalanta. E vi faccio vedere un po' di differenze, perché intanto c'è la storia della squadra. Questo è un po' quello che leggete oggi su Wikipedia, con i vari piazzamenti della squadra, ma soprattutto c'è la storia dei calciatori, che è diventò e lo è stata poi praticamente per sempre, la carriera dei calciatori con presenze e reti negli anni di ogni singolo calciatore. Quindi qui abbiamo l'Atalanta, andiamo velocemente. Io poi ovviamente vi faccio vedere alcune squadre, non posso far durare il video un'ora e un quarto, quindi non è che mi posso soffermare su tutte le squadre. Ovviamente se vi interessa qualcosa mettete pausa al video e guardate i nomi dei calciatori, guardate un po' quello che volete nel fermo immagine. Questo è il Bologna, vedete che ci sono gli altri titolari e completano i quadri, quindi i giocatori, diciamo, gli altri giocatori della rosa. Questo perché probabilmente le rose iniziavano a essere anche un pochino più lunghe, un pochino più nutrite. Guardate la foto di Bulgarelli, sembra, se fossero esistiti i social forse l'avrebbe messa come foto del profilo dei suoi social, sembra che stia appoggiato quasi a casa sua. Qui c'è il Brescia. Intanto cerco qualche giocatore che io ho conosciuto da allenatore, come vi ho fatto vedere anche l'altra volta con Fascetti, ecco qui il Brescia. Queste erano un po' le variazioni che c'erano nell'album. Questo è il Cagliari, dove ci sono Boninsegna e Riva, eccolo qui. Poi vedete anche lo scudetto. Credo che manchi rispetto ad altre la foto della squadra,
Eh sì, questa è la Fiorentina, dove ci sono comunque giocatori anche conosciuti, anche famosi come Chiaruggi, come Amarildo, Maraschi, questi li ho, De Sisti ovviamente, questi li ho ovviamente sentiti, chi ha la mia età li ha sentiti anche solo per nome. Andiamo avanti anche velocemente, c'è l'Inter. C'è la Juventus, adesso vi voglio far vedere la particolarità, qui vi faccio vedere alcune squadre magari così per farvi vedere com'era, ma poi grosso modo le squadre sono sempre queste. Vi faccio vedere, qui c'è Trapattoni, Sormani, Prati, Rivera, questo insomma è uno dei Milan più forti, la squadra sicuramente italiana più forte in quel momento, e vi faccio vedere la particolarità che c'è. Qui c'è Altafini al Napoli nel frattempo. Allora, intanto finita la Serie A con il Torino, finita la Serie A con il Varese, fatto vedere che fine ha fatto il Varese in una delle puntate di che fine hanno fatto, e vi faccio vedere il Varese in Serie A. Qui iniziano ad esserci delle variazioni. Ci sono intanto gli allenatori di Serie A, allenatori più storici della Serie A, il libro d'oro del campionato di calcio, quindi tutti i campionati dall'unificazione diciamo del campionato, dai campionati a girone unico. Sembra un po' quello che poi è stato l'almanacco del calcio. C'erano tante statistiche anche del campionato precedente, i rigori, la classifica finale del campionato precedente, ma non siamo arrivati ancora a quello che volevo farvi vedere io, che è questo qui. Intanto, come abbiamo visto l'altra volta, c'è la Serie B, c'è anche il calendario della Serie B, le squadre, società partecipanti alla Serie B, il calendario con le partite e i risultati, ma soprattutto per la prima e per anni unica volta la Panini decide di assegnare una pagina intera alle squadre di Serie B, e non due, ma soprattutto, o meglio, non una pagina intera, una figurina intera ai giocatori, perché vedete qui sono le stesse figurine della Serie A, non sono le classiche figurine doppie, ogni figurina in orizzontale con due calciatori delle squadre di Serie B, ma qui vedete anche Catania e Catanzaro, una figurina singola, e questa cosa qui è rimasta storica fino alla stagione 2006-2007, quando la Serie B incredibile dopo Calciopoli con la Juventus e in più con il Napoli, con il Genoa, con il Bologna, la Panini decise di ripetere questa sorta di esperimento, ovvero di dare non solo una pagina, ma anche una figurina intera, grande, proprio formato figurina di Serie A, anche alle squadre di Serie B. E questa cosa fece arrabbiare tantissimo i collezionisti, non tanto i tifosi, poi sappiamo che in Italia c'erano quelli contenti della Juve in Serie B solo perché la Juve è in Serie B, magari anche quelli volevano la figurina doppia, perché i collezionisti volevano, si sapeva che sarebbe stata l'unica partecipazione della Juve alla Serie B, e i collezionisti volevano la figurina dei giocatori, le figurine dei giocatori della Juventus, lo scudettino piccolo della Juventus e della squadra a fianco alla Juventus, e le figurine con il doppio calciatore. Invece la Panini fece il formato identico per Serie A e Serie B, e questo fece indispettire i collezionisti che avevano in fondo le figurine della Juventus nella stagione 2006-2007 uguali a quelle del 2005-2006 e quelle degli anni precedenti e successivi. Qui fu scelto di fare così, e fu la prima volta che fu fatto. Sto cercando qualche squadra particolare, c'è il Novara, che poi
tornerà, che all'epoca era una squadra comunque abbastanza frequentemente in Serie B, poi per anni non c'è stata ed è tornata solo nel 2009-2010 ad essere promossa. C'è il Potenza, squadra che io ad esempio non ho mai visto oltre la Serie C, eccolo qui con accanto il Pisa. E adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa. Reggiana e Reggina, che sono simili come nome, e quando sono nella stessa serie sono ovviamente vicine. C'è la Serie C rispetto agli anni precedenti, guardate quanto è scritto piccolo il calendario delle partite della Serie C, ovviamente non poteva essere come quello della Serie A. Ci sono tutte le squadre della Serie C, chissà che io non trovi spunto anche per una puntata di che fine hanno fatto, vedo qua già dei nomi: Rapallo, Ruentes, Monfalcone, difficile anche trovare delle notizie un po' attuali. Città di Castello addirittura in Serie C, l'Ascoli quando si chiamava Del Duca Ascoli e l'Ancona quando si chiamava Anconitana, c'è il Cesena anche in Serie C, guardate qui tutte le squadre della Serie C. La Massimiana, più che fine ha fatto, dovrei andare a studiare che squadra fosse prima di capirlo. Le società partecipanti alla Serie D, questa è una cosa che ad esempio negli anni 90 non c'era, negli anni 90 non c'era neanche la C2 all'inizio, squadre partecipanti alla Serie D. E poi attenzione, i grandi club mondiali, c'erano le figurine con alcune delle più grandi squadre del momento, c'è l'Anderlecht, c'è il Bayern Monaco, c'è il Benfica, in modo che i ragazzi potessero anche consultare un po' e vedere qualche immagine. Tenete presente che non c'era tutto questo calcio in televisione, a parte la televisione magari non ce l'avevano neanche tutti, c'erano pochi programmi, ma soprattutto non c'era la mole di partite che c'erano, che ci sono adesso. Boca Juniors, il Botafogo. Qui c'è il Dukla Praga, che io ricordo che era una squadra famosa per il settore giovanile, tant'è che vinse tante edizioni del torneo di Viareggio. La squadra che poi è andata molto calando. Il Ferencváros, storica squadra ungherese. L'Independiente, diciamo che tra squadre che in quel momento andavano forte e squadre storiche proprio nella storia. Qui c'è il Manchester United con George Best, insomma qui c'è ovviamente il Santos di Pelé. Ci sono delle squadre estere e qui iniziano ad esserci anche le coppe europee, Coppa Intercontinentale con l'Albo d'Oro delle vittorie, la Coppa dei Campioni. Non c'erano le figurine, c'era soltanto il resoconto, però diciamo che l'album inizia ad essere ecco qui, Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe. Quello di prima non era la Coppa dei Campioni, erano gli europei, che si sarebbero giocati poi gli europei in estate, europei vinti dall'Italia, la Coppa delle Fiere e la Coppa Italia con l'Albo d'Oro. Guardate quanto sono scarni ancora i numeri e le partecipazioni. Questo è l'album 67-68, che ha ovviamente qui anche la modalità per acquisire i regali. Insomma, questo è il 67-68. La prossima settimana avremo un'altra puntata, vedremo quale epoca andare a visitare. Mi raccomando, scrivete nei commenti se la rubrica vi piace, io mi sto divertendo molto e ci vediamo domani. Ciao a tutti.